La Regione del Veneto supporta con convinzione e impegno il settore dell'istruzione scolastica, allo scopo di favorire quei processi di miglioramento della qualità e dell'autonomia della scuola veneta. La Lega Nord, in particolare, ha fortemente sostenuto la possibilità per una famiglia di scegliere liberamente tra offerta pubblica e offerta privata. Inoltre, ha appoggiato l'erogazione di contributi regionali sia per la copertura totale della spesa per i libri di testo degli studenti che per il trasporto scolastico. Abbiamo investito nell'istruzione contribuendo per i libri di testo ed il trasporto scolastico, ma soprattutto abbiamo voluto dare dignità ai diversamente abili, finanziando progetti di sostegno con insegnanti specifici. La Lega Nord continuerà su questa strada, ponendosi un obiettivo innovativo particolare, che è quello di avere docenti con parametri europei, ma soprattutto scegliendo i docenti con concorsi regionalizzati. Il Veneto è la regione delle partite IVA, è il territorio dove maggiormente si concentra il lavoro autonomo. Con la proposta di legge regionale Statuto del lavoro autonomo, presentata dal gruppo consiliare Veneto Liga Veneta Lega Nord, in collaborazione con l'Università Ca' Foscari di Venezia, si vuole dare dignità giuridica alle nuove forme del lavoro e a quel lavoro autonomo che si è diffuso negli ultimi anni con grande rilevanza nella filiera produttiva, ma che è privo di rappresentanza, norme di tutela, previdenza e assistenza. Il nuovo statuto, già depositato il 2 ottobre scorso, è un documento complesso ma flessibile, in quanto tiene conto anche delle eventuali future nuove professioni e delle nuove attività di impresa oggi nemmeno classificate nei registri delle imprese presso le Camere di Commercio. Al suo interno sono previsti tra l'altro l'esenzione IRAP per le microimprese e contributi economici nei casi di malattia, cura, formazione e aggiornamento, ma anche aiuti nelle fasi di non lavoro per mancanza di commessa, finanziamenti a tasso agevolato per giovani tra i 18 e i 35 anni, per l'avvio di nuove attività. Una sezione destinata anche al lavoro femminile, con contributi a fondo perduto. Ma la Lega Nord è intervenuta anche in materia di defiscalizzazione a favore delle imprese che mantengono la loro attività e i livelli occupazionali sul territorio, con un apposito progetto di legge depositato in Consiglio regionale. Tra le varie misure annunciate dalla Regione del Veneto per far fronte alla crisi, v'è anche un incentivo per la creazione di nuove imprese. Non a caso sono stati varati 2 bandi regionali, allo scopo di stimolare la nascita di nuova imprenditorialità, in particolare fra i soggetti e i settori economici maggiormente colpiti. Si vuole da un lato promuovere il lavoro femminile e consentire una sua qualificata presenza sul mercato, dall'altro agevolare la costituzione, da parte di giovani, di nuove imprese individuali, società, anche cooperative, nei settori produttivo, commerciale e dei servizi. Per fronteggiare la crisi economica, la Regione Veneto ha deciso di istituire un fondo a favore dei giovani imprenditori e delle giovani donne che intendono istituire una nuova azienda, sia essa individuale o una società di persone o di capitali, dando fino al 50% di fondo perduto come contributo. Questa è un'iniziativa importante per permettere che crescano sul nostro territorio nuove aziende e che diano lavoro soprattutto in un momento particolare come questo. Vivere in città più sicure. Questa è una delle principali richieste rivolte dai cittadini alle amministrazioni locali. Spesso però il solo impegno delle istituzioni non risulta sufficiente. Il controllo del territorio richiede infatti l'azione congiunta di tutte le forze disponibili nella società civile. La Lega Nord è intervenuta per la promozione della sicurezza e della legalità, predisponendo contributi agli enti locali per nuovi servizi volti alla prevenzione dei conflitti e al controllo del territorio. La sicurezza è una priorità per i veneti, è per questo che la Lega Nord ha presentato un progetto di legge per riconoscere le associazioni di volontariato per il controllo del territorio, per rafforzare l'azione dei nostri sindaci, quei sindaci che con il decreto Maroni hanno più potere per il controllo e la sicurezza del proprio territorio. Inoltre dobbiamo garantire la sicurezza contro la clandestinità, non per riempire le nostre carceri, ma per rimandarli a casa loro.